Elena è passato più di un mese in cui, insomma, da quel 7 di ottobre in cui Matteo ha fatto perdere le tracce di sé, insomma. Puoi fare un appello magari alla comunità di Rua di Feletto che ci vede, ma anche magari a Matteo che ci sta vedendo in questo momento. Ok, allora mi rivolgo alla comunità di Rua, che se avete dei ricordi legati a quella tragica mattinata o comunque nei giorni a seguire, dei ricordi riguardanti Matteo e i suoi vari spostamenti, anche la cosa più minima, anche la cosa più che mh, a un primo momento può sembrare banale, di rivolgersi alle autorità competenti e di fornire tutti i dettagli, quelli possibili ed immaginabili, tutto quello che avete a disposizione nella vostra memoria per aiutare le ricerche e indirizzare le ricerche di Matteo verso qualcosa di certo, di sicuro, perché al momento broncoliamo un po' tutti nel buio e anche il più piccolo dettaglio potrebbe essere utile alla ricerca di Matteo. Poi mi rivolgo direttamente a mio fratello, nella speranza che in questo momento lui mi possa sentire. Parlo a nome mio, ma parlo a nome di tutta la mia famiglia, di tutti i suoi amici, di tutti quelli che lo stanno cercando, che non è solo, che noi aspettiamo solamente che torni a casa e vogliamo solo riabbracciarlo.